Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati e benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Buonasera Ermanno. Ciao. Buonasera. Allora, questa sera i telespettatori mi scuseranno la voce ovviamente dovuta ai mali di stagione, purtroppo. Allora Ermanno, questa sera noi abbiamo una puntata veramente particolare, possiamo dire così. Sì, abbiamo l'inizio di una serie di argomenti che riguardano, invece di parlare soltanto della storia passata, parliamo anche dell'attualità, cioè dei personaggi che non hanno fatto ma stanno facendo la storia, hanno contribuito allo sviluppo dell'economia, allo sviluppo della scienza nel Veneto e comunque in Italia e in tutto il mondo, e quindi con questo argomento iniziamo a parlare di un nostro ospite molto importante. Certo, abbiamo con noi il professor Ermanno Ancona. Buonasera professore. Buonasera. Grazie di essere qua con noi. Ricordiamo per i telespettatori, lei è un professore emerito di chirurgia generale. Chirurgia generale, sì. Una carriera molto lunga la sua, Beh, sì, che non è ancora finita. No, non è finita. Non ha voluto interrompere. Ma fino a che piace il lavoro che si fa, fino a che sembra di farlo ancora bene, fino a che i pazienti sono contenti, io penso che si possa andare avanti. Poi è chiaro che il pensiero di come utilizzare certe conoscenze in maniera, diciamo, diffusiva verso gli altri colleghi, invece che continuare a essere in prima persona l'operatore, questo ci sta, insomma, nei programmi futuri. Ma quanto è evoluta la chirurgia da quando tu sei entrato nel mondo della medicina ad oggi? Quali sono state le tappe che hai visto, che hai fatto più importanti? Beh, la chirurgia ha avuto un'evoluzione enorme negli ultimi tempi. Io ho avuto la fortuna di avere sempre un po' la passione dell'innovazione, di quello che veniva proposto di nuovo, perché Ermanno Casen si ricorderà che negli anni 68 più o meno, sì, lui veniva a fare delle documentazioni di trapianti di rene e di cuore nel ratto con microchirurgia, che era una cosa avveniristica. Sì, era un trapianto di un ratto, quindi immaginate la dimensione di cosa può essere un rene e cosa può essere l'arteria e la vena che collega il rene al resto del circolo sanguigno, e quindi lui usava non una lente di ingrandimento, ma un microscopio a 80 ingrandimenti, cioè vuol dire che i bisturi che lui usava erano bisturi che servivano allora per l'operazione agli occhi, no? Sì. Perché erano estremamente piccoli. Io andavo a spiare, però a copiare, perché poi andavo a patologia generale e ripetevo l'intervento naturalmente. E quindi allora eri... per esempio, e questo è bello in fondo della tecnica, che questo studio sperimentale poi ci è servito quando nel 75 con il professor Peracchia, che era poi il punto di riferimento con cui abbiamo iniziato la patologia dell'esofago come studio, abbiamo fatto gli autotrapianti di ansa di piccolo intestino al collo per sostituire la laringe e l'esofago quando venivano portati via dai chirurghi otorino-laringoiatri. Allora, in particolare lavorava con noi il Aslan e Pesavento, e noi con la microchirurgia ci abbiamo messo in pratica sull'uomo, utilità dell'uomo, tutto quello che avevamo imparato facendo della chirurgia sperimentale. Questo anche per dire che, insomma, non è vero che gli studi sperimentali anche sugli animali, se condotti con le regole che sono, diciamo, in maniera internazionale ormai state accettate e imposte per il rispetto degli animali, non è vero che non servono a niente, possono servire. Certo, non è che la chirurgia sperimentale si possa fare per gioco, si fa
nell'ambito di certe ricerche. Certo, certo. Ecco, E quindi c'erano gli autotrapianti, cioè prelevavi da una parte dell'intestino e poi... sostituivamo... Spiegalo ai telespettatori perché noi comprendiamo. Sì, cioè se uno veniva operato per togliere il laringe, che è l'organo della voce, e anche il faringe e il primo esofago per un tumore che avviene a questo livello, dopo la tecnica che era in uso consisteva nell'usare lembi di pelle ruotati, girati, e praticamente per essere riabilitati a poter mangiare passavano molto spesso 3-4 mesi, a volte rimanevano con delle fistole, quindi con difficoltà di potersi alimentare. E con questo sistema invece che avevamo adottato noi, entro, se tutte le cose andavano lisce, di solito per fortuna andavano lisce, nello spazio di una decina di giorni il malato tornava a mangiare. Devo dire che poi quando noi abbiamo iniziato questa attività, io non sapevo neanche che eravamo uno dei tre gruppi in Europa, più uno in Australia e uno negli Stati Uniti, cioè 5 gruppi al mondo che facevano questo tipo di attività. Quindi nessun altro stava portando avanti queste... Per cui noi ci siamo trovati improvvisamente al vertice dell'attenzione per questo punto di eccellenza che avevamo trovato in questo tipo di chirurgia. Ecco, se la interrompo un attimo, Ermanno, anche per i telespettatori, no? Noi abbiamo preparato una piccola storia, diciamo, su quello che è stata la sua vita. Allora, anche così i telespettatori capiscono quante altre cose e chi è stato e chi è Ermanno Ancona. Sentiamo. Ermanno Ancona nasce a Padova il 22 febbraio 1940 da Elena, venuta a Padova da Arnesano di Lecce per motivi di studio, e da Walter, di origini ferraresi. Dal 1943 al 1946 è stato sfollato per motivi razziali. Tante vicende si alternano in questo periodo della sua giovane vita, ma riesce a rientrare in famiglia e così compie gli studi classici a Padova fino alla laurea in medicina nel febbraio del 1965. Nel 1960 fa il giro della penisola iberica in Lambretta e nel 1964 il grande viaggio in scooter fino al Pakistan. Una personalità poliedrica, eclettica, geniale nella professione medica, rigoroso nella ricerca scientifica, straordinario chirurgo, ma anche scrittore e artista. All'università è presidente dell'Associazione Studentesca Goliardi Indipendenti, dopo la laurea presidente dell'Associazione degli assistenti e dei professori incaricati, negli anni 80 segretario del Partito Liberale Italiano di Padova, nel 1990 prorettore all'Università di Padova, nel 2000 vice sindaco della città di Padova per 2 anni, ma sa anche apprezzare la goliardia. È stato vice tribune e presidente del Comitato 8 febbraio, organizzatore della prima mostra del papiro di laurea e dei concorsi Bucranio d'Oro, premio nazionale per la pittura e la fotografia studentesca, gran cassa della Polifonica Vitaliano Lenguazza. In tutto questo purpurì di attività collaterali, fondamentale la sua realizzazione professionale come medico chirurgo, specialista in anestesia e rianimazione, urologia, chirurgia generale, chirurgia toracica. Cresciuto alla scuola dei professori Pezzuoli e Peracchia, ha raggiunto il ruolo di direttore della prima clinica chirurgica. Riconosciuto leader della chirurgia esofagea a livello internazionale. Ha iniziato il trapianto di rene e pancreas in Padova e attualmente opera l'esofago toracico con il robot. Direttore scientifico della Fondazione Berlucchi per la ricerca oncologica, è stato da sempre un grande promotore. Ha promosso la istituzione del Centro Trapianti di Padova, della ricerca sullo xenotrapianto, dell'unità di Day Surgery dell'ospedale di Padova, dell'unità di Weak Surgery del Centro Regionale Veneto per le malattie esofagee, dello IOV, l'Istituto Oncologico Veneto, della manifestazione fieristica Bionova. Ma anche quando giunge alla pensione non si acquieta e non si ferma, perché attualmente è direttore scientifico del Policlinico di Abano Terme, coordinatore dell'area chirurgica e responsabile dell'unità di chirurgia esofagea. Beh, allora, questo servizio ci ha raccontato 2 cose. Innanzitutto che oggi è il giorno del suo compleanno e quindi le facciamo tantissimi auguri, chiaramente. Seconda cosa è che in gioventù ha viaggiato non poco. Questo viaggio in Pakistan, in moto, oggi sarebbe ancora possibile?
No, oggi non sarebbe più possibile. Intanto grazie per questo servizio, che non so come abbiate fatto a realizzarlo, ma è un ritorno nel passato. E comunque oggi purtroppo non sarebbe possibile, perché dove siamo passati noi in Lambretta adesso si ammazzano come cani, c'è proprio la guerra tra la zona di passaggio tra il Pakistan e l'Afghanistan e l'Iran, e quindi purtroppo non sarebbe possibile. A quei tempi non è che non si corressero dei rischi. Io ricordo che avevo una patacca di alluminio, perché era un metallo non pregiato, ho scritto Ermanno Ancona, il mio indirizzo, il gruppo sanguigno, e poi è scritto in inglese please send me home, mandami a casa, che se per caso morivo per strada sapevano come mandarmi. Certo, certo. Allora professore, a questo punto facciamo una piccola breve sorpresa al professore, esatto, perché abbiamo intervistato una persona, certo, e con l'aiuto di Elena Cogneto, che ci ha dato una mano nel costruire un attimo questa partecipazione. Certo. Sentiamo l'intervista. Tanti auguri, buon compleanno professor Ermanno Ancona da parte di tutta TV7 e non soltanto, da parte di una persona speciale che è qui con noi in studio. Tanti auguri Ermanno. La signora che con noi è Brigitte Marzocco, è la moglie del professor Ermanno Ancona. Insomma, noi vogliamo fare una bella sorpresa al professore e incominciare un capitolo importante, di aprire le porte della nostra regione ai personaggi illustri, famosi, che hanno fatto del bene ai cittadini, alla società e un po' a tutti, e sono ancora naturalmente vivi, vegeti e iperattivi. E alle nostre spalle, che la sta guardando, il professor Ancona ci sorride, ci sta supervisionando, sta controllando un po' tutto. E allora cerchiamo di raccontare, a sorpresa naturalmente, il dietro le quinte di una persona straordinaria. Il curriculum, in qualche modo, la vita l'abbiamo sentita, ma non conosciamo, signora, qualche fatto in più. Ma vorrei proprio mettere in risalto l'aspetto umano dell'uomo, che ha caratterizzato tutta la sua vita medica. Per lui il rigore e la serietà professionale venivano prima di tutto, e da quello che ho potuto evincere, stando sempre al suo fianco, è stata proprio la sua interpretazione di una sfida verso la malattia per il bene, per riuscire a vincere queste sfide della malattia. E ha risolto molti casi impossibili, e lo testimoniano anche l'affetto di tutti i suoi malati. Allora, ecco, questo è un accenno, no? Diciamo, a quello che come dire, la mossa forse inizialmente, questa sfida alla malattia, è così? Sì, io mi ribello contro la malattia, certo, perché trovo che sia una cosa difficile da spiegare. Ha mandato in crisi, mi ricordo, padre Turoldo, che io ebbi modo di operare tanti anni fa, e a cui ho potuto regalare, avendo il coraggio di operarlo in una condizione molto avanzata, 3 anni di vita produttiva dal punto di vista poetico, e lui forse in quel periodo fece le poesie migliori o tra le migliori, perché aveva conosciuto la sofferenza, il dolore, e sono poesie molto pregnanti. Un libro me l'ha dedicato, ricordo anche. E ricordo che padre Turoldo, pur essendo un uomo molto ricco di fede, diceva che faceva fatica a darsi una spiegazione teologica del male, della malattia all'uomo. E questo è un po' una cosa che anch'io ho sempre sentita, per cui credo che bisogna sforzarsi di fare il possibile per curare, non per fare accanimento terapeutico. Io ho il massimo rispetto quando io so che non ho armi, che non c'è più nulla, allora io rifuggo il fatto di continuare a trattare un paziente con farmaci dannosi per la salute, costosi per la società, con l'obiettivo di portare una sopravvivenza da 3 anni magari in condizioni abbastanza accettabili. Da 3 anni, dicevo, da 3 mesi, perché non stiamo parlando di anni, da 3 mesi accettabili a
5 mesi male vissuti, allora io queste cose non rifiuto. Però se c'è una strada che dice che per il 5%, il 4% il malato, avendo il coraggio lui, avendo il coraggio io, possiamo provare a uscirne, allora io non mi nego per questa chance. Bisogna sapere affrontare la sconfitta, e non è da molti, bisogna avere anche la capacità, proprio il coraggio di questa cosa. Però io so che ho tanti figli nel senso che ci sono tante persone, e lo sanno, mi ringraziano, che sono vive perché io ho avuto il coraggio e loro hanno avuto il coraggio di affrontare delle cose straordinarie, a volte inventate, per uscire da situazioni senza uscita. Certo, Per certo. essere rimessi in sesto dopo reinterventi andati male, cose di questo tipo. Per cui è vero, per me la malattia è una cosa da combattere. Cioè, è una sfida, insomma. Quindi è una sfida. Presa Sì. come una sfida. Allora, sentiamo cos'altro ci ha detto Sì. sua moglie, un altro aspetto di Ermanno Ancona, sentiamo. Perché è una figura veramente straordinaria e poliedrica, mi piace anche poterla far conoscere alle persone. Sì, lui è dotato di una grande dote di altruismo e questo gli ha permesso di svolgere anche la funzione di vice sindaco a Padova, nel comune di Padova. Non l'ha fatto per ambizione? Non l'ha fatto per ambizione perché lui crede nella istituzione, nel valore sociale della istituzione e quindi lui nei suoi sogni c'era la trasformazione dell'aeroporto di Padova in un polmone verde come le Bois de Boulogne di Parigi, oppure la realizzazione dell'ospedale materno-infantile a Padova, lui ci credeva moltissimo, oppure la realizzazione, una cosa che mi nomina sempre e spesso, la realizzazione di un polo della musica presso l'ex Foro Boario del Prato della Valle a Padova. Beh, ecco, qui insomma ci ha raccontato un po' quello che è stato l'impegno amministrativo, no? Cioè è stato vice sindaco a Padova, ecco, tra l'altro appunto che sua moglie Brigitte dice ci credeva molto, lei crede nel valore dell'istituzione quindi? Sì, credo, devo crederci, devo anche accettare per razionalità e per obiettività il fatto che ci siano dei momenti in cui le istituzioni sono più deboli. Io mi ricordo che la mia impressione quando feci il vice sindaco era che la città avesse, uso un termine strano ma che non saprei come sostituire, che la città Padova ha perso l'anima per strada. L'anima l'aveva quando prendeva Galileo Galilei, quando ha costruito il Palazzo della Ragione, quando ha fatto il Prato della Valle, ha preso San Francesco, Sant'Antonio, quando anche ha creato un benessere per cui era diventata la Milano del Veneto nel dopoguerra. Poi non so perché si è persa l'anima, dico, perché di queste cose di cui oggi stiamo parlando, il nuovo ospedale, io mi sono svenato nel 90-91 sul nuovo ospedale, stimolando la città in tutte le sue componenti a capire che non poteva esserci un futuro in quella sede asfittica dove si trova adesso il nostro ospedale. Noi in questo momento, tuttora, abbiamo il più brutto ospedale del Veneto, ma dimmi se è possibile, e non ci potevamo pensare 20-30 anni fa, era chiaro che finiva così, no? Adesso dovunque ci si gira per il Veneto, begli ospedali nuovi, io sono contento per loro. Ho visto il bellissimo ospedale di Borgo Trento adesso a Verona e sono contento, ma io mi ricordo che negli anni 70 percepivo in Verona l'anima, la voglia di vincere, la voglia di fare, come l'ho percepita in Treviso dal punto di vista imprenditoriale, e dico anche che è giusto che sia così, perché ci vuole l'eguaglianza dei punti di partenza. Io sono un vecchio liberale, questa è la base del liberalismo vero moderno, per cui chi ne ha di più in tasca e ha voglia e ci si mette deve vincere. Padova troverà però di nuovo la strada, perché io so che ci sono corsi e ricorsi, e quindi troverà di sicuro la strada, però certo ho assistito a un momento non buono delle istituzioni. Mi auguro che altri sappiano, ormai la mia generazione ha fallito evidentemente in questo,
tentativo. Anche perché l'ospedale di Padova è una fonte di reddito, un punto di riferimento per l'economia della città, e non solo, ma anche per la scienza, perché lì si formano tutte le generazioni future che altrimenti andrebbero perse. Certo. E allora vediamo ancora un altro intervento della nostra Elena. Sua moglie ha parlato, sì? Ha parlato. Beh, devo ringraziarla Ascoltiamola, perché dopo. Ascoltiamola. Sì. Qualche episodio con dei pazienti, di cui non menzioniamo naturalmente il nome, che le è rimasto nel cuore, che pensa che sia rimasto nel cuore anche al professore? Allora, ci sono molti episodi che mi hanno radicalmente cambiata. Già ero dotata di una sensibilità notevole e vivere con lui certe esperienze mi ha proprio fatto capire il senso della vita vera. Un'altra ragazza che ha ingerito i caustici non volontariamente, che ha avuto sarebbe varechina oppure il liquido delle lavastoviglie, che è pericolosissimo da bere, e dopo tante fatiche gli ha ricostruito tutto l'apparato digerente, con il veto di avere figli, perché chiaramente avrebbe spostato tutto il suo apparato nuovamente, già compromesso. E lei testardamente ha avuto una bambina e dopo è rimasta incinta anche di un bambino, e tutti gli dicevano che doveva assolutamente abortire perché avrebbe compromesso la sua vita. E qua parlo dell'uomo, della sfida dell'uomo Ermanno Ancona. Lui, mi ricordo, ha preso, si è messo il camice, si è seduto sul letto della paziente e gli ha detto: tutti mi dicono che dobbiamo farti abortire, ma io voglio chiedere a te, vuoi tenerlo questo bambino? E lei ha detto: no, professore, voglio tenerlo. E lui gli ha dato una pacca sulla spalla e gli ha detto: va bene, ti aiuterò. Ed è riuscito. Ed è nato, sì. Ecco, ci puoi raccontare un attimo qual è stata la soluzione? È nato e si chiama Ermanno questo bambino. Si chiama Ermanno, casualmente. E come sei riuscito poi a far sì che nascesse e quindi superare questo grande problema della... Beh, era successo che per la gravidanza tutto quello che era stato fatto di ricostruzione con una sostituzione dell'esofago con il colon, attaccandosi allo stomaco, e tutta questa parte, sulla spinta della pressione dell'addome creata dalla gravidanza, era risalito in torace, per cui aveva difficoltà notevoli anche respiratorie e praticamente impossibilità nutrizionale. E allora per la nutrizione avevamo introdotto un sondino che superava tutto questo ostacolo e che riusciva quindi a nutrirla a valle nel piccolo intestino. E poi siamo rimasti sempre pronti, bisturi in mano, diciamo, in attesa che arrivasse al compimento dopo il 6° mese, 6 mesi pieni, e poi è venuta in sala operatoria della clinica chirurgica, dove è stato fatto il cesareo, ovviamente dai colleghi dell'ostetricia e ginecologia, e subito dopo il cesareo abbiamo proseguito rimettendo in sesto la situazione che era stata spostata, quindi prendendo i visceri, tirandoli giù dal torace, rimettendo a posto la situazione. Comunque... E quindi è un bambino che non, diciamo, adottato dalla chirurgia. Uno dei miei tanti figli. Bene, sicuramente una soluzione, come dire, possiamo dire una medicina anche un po' creativa in questo caso. Inventata. Sì, la creatività è importante soprattutto nella scienza. Sì, io penso di aver avuto il dono della capacità di inventare e trovare soluzioni alternative, a volte nello spazio di una frazione di secondo al tavolo operatorio. Quindi questo non è merito mio, sono cose che uno si trova perché chissà. È una questione genetica forse, chissà genetica, da dove viene. Senta, professore, invece adesso si opera con il robot, col computer, con il robot. È vero. Lei gentilmente ci ha fornito delle immagini che magari la regia può proporre anche ai telespettatori, così ci racconta e vediamo soprattutto.
Ecco, qui abbiamo il professore che sta utilizzando un robot e un paziente che è distante da lui e che lui segue, movimenta tutti questi bracci che sono all'interno del paziente. Prego, Ermanno, vuoi spiegare meglio? Il chirurgo, io sto alla console, questi bracci sono mossi, questi enormi bracci, sono mossi in realtà dai movimenti del pollice e dell'indice dell'operatore, che sono io che sta alla console. Quello che è qui, che rischia di prendersi in testa il braccio del robot, è invece l'aiuto che sta al tavolo operatorio, perché naturalmente certi atti come introdurre gli aghi o le garze o fare dell'aspirazione interna ci vuole una mano umana, no? Però il robot ha la possibilità di fare dei movimenti che nessun altro strumento, neanche laparoscopico, può fare. E quindi ha delle prestazioni tecniche, diciamo, sia per la coagulazione, sia per la possibilità di fare sutura e sia per la visione tridimensionale, perché la differenza è quella che in tridimensione, soprattutto in terreni delicati come può essere il mediastino, cioè il mediastino è tutto quello che si trova nel torace tra il collo e l'addome. Nel mediastino c'è il cuore, nella parte anteriore c'è la trachea, dietro c'è l'esofago con linfonodi, dotto linfatico e qui la visione tridimensionale aiuta moltissimo per poter fare una toilette linfonodale fatta bene, perché nell'ambito della chirurgia oncologica sono cose che contano. E quindi lei segue tutto quanto tramite il monitor, chiaramente. E naturalmente il trauma per il paziente è minimo, e io devo dire che lì al Policlinico di Abano c'era sempre stata la chirurgia robotica, sia per gli urologi sia per il chirurgo generale, facevano soprattutto il retto, chirurgia del retto, e io ero attratto e un po', non dico diffidente, ma insomma neanche timoroso, non so, ero così, un po' incerto. Poi quando è arrivato il professor Usce, che è venuto a lavorare con noi, che è un chirurgo che viene da fuori di Padova, molto esperto nella chirurgia robotica, allora diciamo ha fatto da tutor, no? E io ho imparato moltissimo da lui, come lui sta imparando da me per la chirurgia dell'esofago, e assieme abbiamo messo in piedi questa cosa che sta dando molta soddisfazione, perché devo dire che finora, anzi non dico niente per scaramanzia, perché le cose stanno andando troppo bene. Bene. Vediamo ancora un contributo. Bene, abbiamo un ultimo Cognito. contributo di sua moglie Brigitte, sentiamolo. Un augurio particolare per suo marito? Beh, io gli auguro di trovare la forza, cioè che tutto il bene che lui ha fatto nella sua vita, siccome l'ho visto operare nel campo, l'ho visto che l'ha fatto del cuore, gli auguro che gli ritorni nella minima parte. Come ho detto prima, io ringrazio Dio per avermi dato l'opportunità di stare con lui. Gli auguro di trovare il giusto compromesso tra la sua professione, che penso non abbandonerà mai, però anche per le sue passioni. Lui ama scrivere le poesie in dialetto veneto, ama la natura, ama leggere, ascoltare la musica. Gli auguro anche di trovare tempo per questo. Ecco, quindi Brigitte. È un augurio che prendo molto volentieri. La vostra è una vita d'amore e di lavoro. Sì, devo dire che noi ci siamo conosciuti sul campo del lavoro. Lei è stata molto importante perché professionalmente è stata molto brava e ha aiutato molto, perché poi da soli non si fa niente. E quindi tante imprese, come la stessa creazione dello IOV, per esempio, noi siamo andati avanti a lavorare a volte fino alle 2-3 di notte per mettere in piedi tutta la problematica, diciamo, dei dati, della burocrazia, per poter fare questo istituto che è bene che si sappia una volta per tutte che a un certo punto la Regione non voleva, perché io ricordo che sono stato, cogliamo l'occasione. Certo, come no. Allora, lo IOV era stato un po' ideato a livello regionale per mettere tutte le oncologie delle grandi città, che sono passive dal punto di vista economico, in un contenitore IOV che
andasse a prendere soldi a Roma. Naturalmente a Roma, allora mi pare che il ministro fosse Veronesi, figuriamoci se erano disponibili a mettere sotto un'unica direzione sanitaria che stava a Padova la responsabilità di gestire l'oncologia di Treviso, di Verona, di Vicenza, di Belluno, quindi è chiaro che il disegno non stava in piedi e infatti non andava avanti. Noi nel frattempo, insieme con il dottor Daniele Donato, che adesso ancora lavora all'azienda ospedaliera universitaria, e con Brigitte appunto e con qualche collaboratore mio abbiamo fatto tutto uno studio per mettere in piedi il bilancio di questa struttura, perché la proposta che nasceva dalla Regione Veneto era in passivo di 10 milioni di euro e quindi non passava mai perché la legge imponeva il pareggio a questi enti. Noi abbiamo fatto un sistema invece che stesse a Padova, che avesse le prestazioni possibili, che avesse la chirurgia, avesse tutto e fosse in pareggio di bilancio. E quando eravamo sotto elezioni, adesso non mi ricordo neanche quale delle tante elezioni, siamo stati convocati, mi ricordo, da Fabio Gava, era allora l'assessore, con Toniolo che era il direttore sanitario. Allora siamo andati prima da Toniolo e io con i direttori di Padova che erano responsabili di quello che era allora il centro oncologico regionale, no? E praticamente per sentirmi dire che non si può fare, mai siamo sotto elezioni, non si farà mai questa cosa. Allora io ho presentato i dati della regione, ho messo i dati che avevamo raccolto e ho detto così si può fare. E allora mi ricordo Toniolo disse e vai a dirglielo tu all'assessore, e io ho detto sono qua per questo. E allora siamo andati in assessorato e lì siamo rimasti fuori dallo studio dell'assessore che aveva convocato anche tutti i direttori delle ASL di Vicenza, Treviso, Rovigo, Venezia, Verona, tutti i vari diciamo, perché dovevano questi dire anche loro che no, per loro facevano parte del consorzio COR, no, e doveva essere accettato che non si faceva niente. Solo che io ero stato da Galan, mi ricordo, prima gli avevo detto che si poteva fare questa cosa qua, che sarebbe stato il primo nel Veneto, che era importante, il Veneto non aveva nessun IRCS. E lui non so, forse non voleva esporsi, e aveva detto come dire va avanti tu che a me viene da ridere, no? E io sono andato avanti, ero andato a parlare a tutti questi oncologi, diciamo, e ai direttori delle varie aziende importanti del Veneto, dicendo che lo IOV avrebbe fatto il coagulo della ricerca, avrebbe preso risorse mettendo assieme il potenziale, cioè noi eravamo in condizione di dire che con tutte le città del Veneto, se si facesse sistema, parentesi, mai il Veneto capirà di fare sistema, chiusa parentesi, i cruci, le incompiute che ho sullo stomaco, no? Politicamente. Comunque, noi eravamo in grado di dire a una qualsiasi ditta produttrice di un farmaco oncologico nuovo, noi possiamo studiare 3.000 mammelle operate nello spazio di 1 anno e mezzo, invece di metterci, non so, 5 anni come poteva essere presso altre sedi, altre cose. E questo distribuendo ovviamente le risorse. Io che ero direttore scientifico di questo centro oncologico che doveva fare questa struttura, avevo già cominciato che tutte le risorse che avevamo nella regione le utilizzavo anche per collegare, per distribuire attraverso borse di studio, contratti, computer, fare la rete, no, così. E questo però l'assessore non lo sapeva, no? E quando è entrato dentro molto scuro in volto, perché si vede che il telefono caldo con Galani aveva detto qualcosa, si era seduto e ha detto beh, qui dice si parla troppo di questo IOV, di questa cosa, anche quando non bisognerebbe parlarne in pubblico sulla stampa, perché lui aveva detto non si fa, e io gli avevo scritto di risposta sul giornale come lo vuoi tu, non si fa, ma come voglio io si può fare, no? E allora lui si sedette e disse beh, intanto sentiamo il parere di tutti quanti gli altri componenti di questo consorzio. E ne è rimasto a bocca aperta perché tutti hanno detto sì, si fa. Erano tutti d'accordo. Erano tutti d'accordo. E così è nato finalmente l'Istituto Oncologico Veneto, che è una realtà ancora oggi, una realtà però ripeto, per questo io ho sempre avuto al fianco, obiettivamente ho avuto al fianco Brigitte, ho avuto dei collaboratori come è stato Donato e altre persone, perché da soli non si fa niente. Io ho avuto, come diceva
Il dottor Casi ha l'inventiva, la capacità di inventare delle soluzioni. In fondo era come avere un malato con un problema difficile e di cui bisognava trovare la soluzione e la guarigione. Certo, certo. Ed è per questo che l'abbiamo voluta qua in studio, non solo per riconoscere... C'è un'altra, diciamo, scheggia nel tuo, un'altra frazione, un'esperienza nel Dipartimento di Lettere con il DAMS. Sì, quindi hai insegnato anche al DAMS. Sì, beh, io avevo 12 anni, mi ricordo, e andavo in giro per i prati e i campi che c'erano attorno a Via Sografi, dove abitavo, per raccogliere grilli talpa, ramarri, lucertole, rospi, rane. E avevo allestito uno zoo locale dove si andava a vederlo con 10 lire, credo, e mettendo via tutte queste 10 lire un po' alla volta, mi ero comprato, quando avevo 14 anni, una Retina seconda A, mi pare. Macchina fotografica, perché per me la passione della fotografia e della cinematografia è sempre stata una vera passione. Tuttora mi piace. Quando abbiamo avuto i mezzi moderni, naturalmente, di fare i filmati scientifici di chirurgia, che peraltro io facevo ancora con le videocamere, no, le macchine da ripresa Super 8, montando i pezzettini con la colla e tutto. E poi ho avuto l'opportunità di insegnare al DAMS cinematografia scientifica, e quindi ho dovuto studiare anche tutto l'argomento, e questo mi ha consentito di apprendere molte cose dai colleghi che hanno lavorato, anche il dottor Casi ha lavorato al DAMS come insegnante. Sì. E quindi tanto ho imparato che io l'anno scorso al congresso della chirurgia dell'apparato digestivo di Roma, organizzato dal professor Palazzini, che è uno dei 2 o 3 grossi congressi nazionali d'Italia, ho vinto il premio per il miglior film chirurgico scientifico. Quindi complimenti. È una passione. Allora, noi concluderemo intanto con carissimi auguri a Ermanno, certo. Altri 100 anni e soprattutto una lunga ulteriore esperienza nel campo della medicina e della chirurgia. Ma io chiuderei con un pezzettino del filmato sui trapianti di rene che hai fatto assieme ai ragazzi del DAMS e che sicuramente suscita grande interesse. Certamente, allora adesso ci vediamo. Molto bello per la sensibilità e per la accuratezza con cui è stato io fatto. Spero che per esempio questo filmato i miei nipoti e i miei figli sappiano apprezzarlo, perché credo che siano quei lasciti che uno dà di sé, non materiali ma immateriali e morali ai familiari, che in fondo molte volte i familiari pagano questo nostro impegno per ottenere qualcosa a cui crediamo molto. Lo sappiamo tutti che il lavoro può essere anche pagato dalle persone care, no? Certo, allora adesso anche per i telespettatori vediamo questo breve pezzetto del film, poi pubblicità e poi il primo argomento della serata, Ermanno. Parleremo della fuga dei residenti da Venezia e cercheremo di capire se c'è un modo, no? Allora, uno dei titoli di questa sera è perché Venezia deve chiedere l'elemosina ai turisti. Perché mediamente un turista lascia dai 10 ai 20 euro ogni volta che va a Venezia, no? La maggior parte dei turisti è un mordi e fuggi, quindi distruggono l'ambiente, non servono a niente, è una specie di obolo inutile, peraltro per comprare qualcosa non è che lo lasciano lì. Di conseguenza questo è uno dei punti. E come eventualmente, sempre con la mentalità del professor Ancona, come si possono trasformare le cose, perché si possono fare. Bisogna avere passione, concretezza, onestà mentale e un po' di onestà scientifica. Certo. Ecco, bene, a dopo.